Giovedì 6 ottobre, buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati anche oggi in diretta con l'informazione del Veneto dal Veneto. Puntata speciale questa di Focus TG, perché tra poco ci collegheremo in diretta e avremo più finestre durante questa nostra edizione con la Fiera Franca d'autunno a Bassano del Grappa, quindi un evento che ogni anno seguiamo, una consueta esposizione di animali che poi di bestiame poi diventa una grande festa collettiva per tutta la città in un lungo weekend di appunto festeggiamenti, bancarelle e iniziative. Allora, noi prima di collegarci con la nostra collega che seguirà lì, Sharon Di Carlo insieme a Renzo Rigon per raccontarci tutto quello che sta succedendo, apriamo subito questa edizione con una notizia di cronaca e poi insomma ci sposteremo a Bassano. La cronaca ci costringe a parlare ancora di Steve Quintino che resta in carcere. Il GIP non ha convalidato le richieste della difesa di trasferirlo in una struttura adeguata e intanto resta una domanda anche tra gli specialisti, tra chi si sta occupando di questa tragedia. Poteva essere evitata? Il GIP Piera De Stefani in giornata ha sciolto la riserva accogliendo la richiesta del pubblico ministero. Barbara Sabattini resta quindi in carcere a Santa Bona, piantonato in una cella vicina all'infermeria a Steve Quintino, il 19enne di Riese X che sabato ha seminato il panico sulle strade della Pedemontana, travolgendo a San Zenone a bordo di un'auto rubata poco prima il 67enne Mario Piva, pensionato residente a Loria, centrato mentre era in sella alla sua bici. Lo stesso avvocato Paola Miotti proseguirà nella ricerca di una struttura adeguata alternativa al carcere, ma anche di uno specialista. È chiaro che la partita appena iniziata e non solo giudiziaria si giocherà sulle condizioni di salute mentale del 19enne che continua ad apparire poco lucido. Resta un fatto che interroga anche gli stessi professionisti. Quando ci sono degli aspetti di tipo psichiatrico, psicopatologico, possiamo avere delle sfumature da lievi a molto gravi, però deve essere sempre un addetto ai lavori che riesce a fare questo tipo di valutazione. Quindi l'intervento precoce, per questo sottolineo che è sempre molto importante. La domanda che in tanti si fanno è se quel sabato di follia poteva essere evitato, ma la risposta al momento non può essere prudente. Questo è un caso che purtroppo ha esordito in tragedia, ma dobbiamo sempre essere molto attenti a creare un'ottima prevenzione, una rete. Purtroppo abbiamo letto anche le parole drammaticamente vere del fratello, se non erro, in cui appunto diceva forse abbiamo sottovalutato. Ecco, è un impegno forse di tutta la comunità, di tutta la società, di provare a prevenire queste azioni. Intanto sono stati fissati venerdì nella chiesa parrocchiale di Loria alle 15:30 i funerali di Mario Piva. In attesa della verità, almeno processuale, resta il dolore di una famiglia e di una comunità. È anche difficile dare delle responsabilità dirette in un momento così delicato dal punto di vista anche umano. Ci sono delle vittime e ci sono in parte dei sensi di colpa molto alti sicuramente. E allora, come vi anticipavo, oggi è il giorno inaugurale, il 6 ottobre, di questa edizione della Fiera Franca di autunno a Bassano del Grappa, con la consueta mostra per la vendita dei capi di bestiame e poi l'immancabile concorso del Bue Grasso. Ma a raccontarci tutto e a portarci proprio in mezzo a questa lunga sfilata di animali e di espositori e di bancarelle c'è la nostra collega Sharon Di Carlo, a cui cediamo subito la linea. Buongiorno Sharon, cosa ci racconti? Buongiorno Alex, soprattutto buongiorno a tutti voi telespettatori di Rete Veneta. L'autunno, il vento d'autunno, come sapete, porta qui a Bassano le grandi fiere. Si comincia da oggi, dal primo giovedì di ottobre, con la Fiera Franca, un appuntamento caro al cuore dei tanti bassanesi, una fiera che parla di tradizione, di natura, ma parla anche di famiglia. Come vedete con le immagini del nostro Renzo Rigon, Viale De Gasperi si è trasformata in una vera e propria fattoria a cielo
aperto. Come vedete sono tantissime le famiglie che vengono qui a passeggiare, a guardare da vicino questi animali che non è da tutti i giorni vedere da così vicino. Tantissimi bambini che si fanno le foto con cavalli, ma soprattutto con le vacche, insomma veramente una bellissima festa. E intanto Alex, noi siamo venuti qui perché vogliamo presentarti un mandriano. Buongiorno, siamo in compagnia col signor Roberto. Buongiorno Roberto. Buongiorno, mi aspettano a ritirare il premio? Ha vinto? Magari avesse vinto. Non è ancora Sono venuto detto? qui per quello. Ok, però allora, visto Però che... anche se non vinco non importa, perché è stata una passione da 50 anni. L'ultima volta che sono venuto a Bassano in gara sono 50 anni fa. Del 1972. Intanto parliamo del premio del bue grasso, perché dovete sapere che oggi appunto si elegge il bue più bello di tutta la fiera, ok? Quindi questi sono invece gli animali che sono in competizione per quanto... Competizione perché sono due buoi, non so se ce ne siano ancora di buoi maschi, perché la fiera di Bassano è nata con il bue grasso per i buoi maschi, ma siccome non ce ne sono diventati rari, allora vengono messi a qualche femmina, qualche maschio da castrare, che sono anche forse più belli, perché il manzo bue si usava più una volta, non è che renda tanto come carne, e allora l'agricoltore lo tiene un po' meno, sono un po' meno, è una carne ricercata, però sono degli animali che sono un po' più rari, insomma. Certo. Renzo, vieni qua vicino a noi che facciamo vedere da vicino ai nostri telespettatori questi due animali che sono appunto in competizione in lizza per il premio che tra pochissimo eleggeranno il bue grasso. Ci racconti che razza sono intanto? Questo qua è un bue che ha 10 anni, di razza grigia alpina, si chiama Rino, è sempre vissuto, questo qua va anche attaccato, lavora, è stato abituato, è bravissimo. Invece quello si chiama Volo, è un'altra razza, ormai non ce ne sono più in Italia, è una razza rara, la Val Padana proprio della nostra zona, che è una razza che non ha tanta resa in carne e in latte, allora è stata eliminata un po' dagli agricoltori e ce ne saranno rarissimi esemplari, perché questo qua è un embrione nato da una stalla sociale, per quello avevano un embrione di diversi anni fa messo in congelamento e dopo io ho allevato questo esemplare con passione e adesso lo vedete qui. Un animale prezioso quindi. Prezioso, è anche molto docile, è un animale bello da vedere e siamo un monumento. Ha tantissima gente in questa edizione, è contento? A Bassano quest'anno specialmente, anzi ci sono tantissimi animali che non hanno neanche potuto scaricarli perché si sono trovati un po' alla sprovvista. L'anno scorso c'erano 6 capi e quest'anno ce ne saranno una trentina, perché noi siamo il numero Rino al 24 e il Volo al 25 e ci sono dentro dei campi degli agricoltori che per sicurezza non hanno potuto scaricare e arriveranno fino a 30. È molto partecipata quest'anno sia dagli agricoltori sia da tanta gente comune che viene qua per vedere cose che non si vedono. Ma si fanno questi affari? Sì, allora gli affari si fanno nell'altra parte della fiera, che dove c'è l'agricoltore viene ad acquistarsi il suo animale come si faceva una volta, è andato venduto anche abbastanza, anche dei puledri, ci sono ancora delle realtà buone, sperando nonostante tutti i costi dei cereali, dei foraggi che sono molto aumentati, l'agricoltore ha una vita molto difficile, però l'agricoltore vive con niente, si adatta a qualsiasi tipo di vita e anche se non ha una vita che guadagna, c'è sempre che ce la farà sempre. Bene, bella questa positività. Saranno gli ultimi a morire. È per quello che io dico sempre viva i contadini! E viva i contadini, e viva i contadini. Alex, lasciamo andare il signor Roberto che deve raggiungere la premiazione. Speriamo di ritrovarla con un bel premio in tasca. Comunque, anche se non lo prendo, sono venuto qui a Bassano con soddisfazione. Ci aggiorniamo tra poco allora. Sì. Alex, allora... Devo star qui perché non ho nessuno che mi dà il cambio. Faccio io, guardo io gli animali per lei un po'. Alex, allora ci ragioniamo tra poco. Sharon, allora ti lasciamo
alla guardia degli animali, quindi mi raccomando, fai buona guardia, ma soprattutto raccogli tante altre testimonianze e insomma altre immagini. Ringraziamo per questo Renzo Rigon, perché il racconto di questa Fiera Franca d'autunno prosegue e proseguirà. Vi ripeto, abbiamo altre finestre per collegarci con la nostra collega, per collegarci con Bassano del Grappa. È arrivato però adesso il momento di concederci la prima pausa pubblicitaria, quindi piccolo break. Noi rientriamo tra 2 minuti con tante altre notizie di cronaca, la Fiera Franca, ma soprattutto anche attualità e le nostre immancabili inchieste e approfondimenti. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, lo saremo fino alle 13:30, edizione come avete avuto modo già di vedere nel primo blocco, insomma contraddistinta da una diretta live da Bassano del Grappa per quello che riguarda il primo giorno di Fiera Franca, ma avremo collegamenti anche da Padova e dalle altre province del nostro territorio. Adesso un'altra notizia di cronaca, quindi alterniamo insomma i collegamenti un po' più leggeri, di colore, di costume, alle notizie di cronaca e di attualità. Un bambino di 2 anni ricoverato in ospedale a Vicenza. Secondo i primi accertamenti avrebbe ingerito dell'hashish. Il padre è stato indagato per lesioni colpose. Un bambino di soli 2 anni è ricoverato all'ospedale di Vicenza per aver ingerito sostanza stupefacente. I carabinieri della compagnia di Valdagno, infatti, sono intervenuti durante la notte al pronto soccorso dell'ospedale di Arzignano perché era stata segnalata la presenza di un minore che aveva bisogno di assistenza sanitaria, accompagnato dai genitori, in quanto aveva verosimilmente ingerito hashish. Nel corso della nottata il piccolo veniva poi trasportato presso l'ospedale di Vicenza per le cure necessarie e sulla base delle informazioni raccolte al pronto soccorso, intanto, i carabinieri hanno deciso di indagare per approfondire l'accaduto, scoprendo che probabilmente il padre del bimbo aveva lasciato incustodito in camera da letto dell'hashish che era stato ingerito dal figlio nel corso della serata. L'uomo, 51 anni, di Valdagno, è stato denunciato e dovrà rispondere di lesioni colpose ai magistrati di Vicenza. Uccisa a coltellate dal marito. Ieri la sentenza di primo grado per il delitto che sconvolse Cadoneghe. 2 anni fa, lo ricorderete, il marito della donna è stato condannato all'ergastolo, dovrà risarcire alle parti civili 300.000 euro per ognuno dei 3 figli, 50.000 euro a favore di ciascun genitore della moglie, 10.000 euro ai fratelli, 2.000 euro a favore del Centro Veneto Progetto Donna. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Morta 4? Allora, servizio ergastolo, femminicidio Cadoneghe, forse non è ancora pronta il nostro contributo. Noi andiamo avanti con morta un cagnolino, stava rientrando a Brugine con il cagnolino appena adottato da un canile di Portogruaro. Chiara Moressa, la donna morta in un tragico tamponamento lunedì sulla 4. Aveva perso pochi mesi fa il suo Rocky e per questo era andata a Portogruaro. Viaggiava con il cucciolo appena adottato nella sua auto, Chiara Moressa. Il tamponamento su quel tratto maledetto di A4 tra Portogruaro e San Stino di Livenza è stato fatale a lei e anche al suo nuovo cane. È grande la commozione a Brugine per la tragica scomparsa della quarantenne. Il sogno di dedicarsi all'estetica, il grande amore per gli animali e in particolare per i cani che l'aveva portata dopo la morte di Rocky a cercare un altro compagno. Molti messaggi di affetto per lei sui social, tutti ricordano il suo sorriso e la voglia di vivere, spenti in un tardo lunedì pomeriggio nella sua Opel, intrappolata contro una fila di veicoli in coda dopo essere stata tamponata da un tir sopraggiunto a una velocità elevata. Ringraziamo la regia per essere sempre pronta e solerte, perché è pronto effettivamente adesso il servizio sul ergastolo dopo il femminicidio di Cadoneghe di cui parlavamo prima.
Ergastolo, la Corte d'Assise ha condannato Abdel Fettah Jennati al massimo della pena. L'uomo la notte del 24 novembre del 2020 aveva ucciso con 3 coltellate al petto la moglie Aisha, che si era coricata a letto, un delitto avvenuto davanti agli occhi della figlia più piccola della coppia nella loro abitazione di Cadoneghe, in via Piave. Il giudice, accogliendo le istanze del pubblico ministero, ha contestato l'aggravante della relazione coniugale, ma non quello della premeditazione. Il marocchino, reo confesso del delitto, aveva detto agli inquirenti di aver agito perché sentiva delle voci, ma i periti che lo hanno ascoltato hanno stabilito che quando ha ucciso Aisha era nel pieno delle sue facoltà. Jennati ha ucciso la moglie perché era geloso e la donna voleva separarsi, lo aveva anche denunciato per maltrattamenti e negli ultimi tempi era stata inoltre a casa di un'amica, poi il rientro nell'abitazione di famiglia, una scelta fatale per la povera Aisha, ora la condanna di primo grado per il marito uxoricida all'ergastolo. E adesso parliamo del delitto Caruso. Valentina Boscaro agli arresti domiciliari. Intanto gli amici del giovane hanno organizzato una fiaccolata dopo il funerale. Al Bignasego si stringe la famiglia di Mattia Caruso, il 30enne venditore ambulante ucciso la notte tra domenica 25 e lunedì 26 settembre dalla fidanzata Valentina Boscaro, rea confessa del delitto. Gli amici su Facebook si sono mobilitati per organizzare una fiaccolata la sera di venerdì dopo i funerali del giovane, che saranno celebrati nella chiesa di San Giacomo della Mandriola dal Bignasego. Il ritrovo è il Bar da Angela, un luogo molto frequentato da Mattia Caruso con gli amici, alle 20. Poi a piedi si raggiungerà a Piazza dei Donatori di Sangue. Il ricordo di Mattia non si spegnerà mai, hanno scritto gli amici sulla pagina Facebook creata per raccogliere le adesioni. Intanto continuano le indagini, sono attesi i risultati dei rilievi dei carabinieri del RIS sul coltello serramanico utilizzato da Valentina Boscaro per sferrare la pugnalata mortale al cuore. La ragazza sapeva bene che il fidanzato lo teneva all'interno del cruscotto dell'auto, quindi gli inquirenti stanno aspettando anche i tabulati telefonici dei cellulari della coppia per capire se dai messaggi è possibile ricostruire il movente del delitto. Infine, entro 60 giorni dovrebbero arrivare anche i risultati degli esami tossicologici. Dagli arresti domiciliari nella sua abitazione di Montà, intanto Valentina Boscaro si dispera e teme di non riuscire più a vedere la figlia, che il giorno del delitto di Mattia Caruso si trovava a Rieti per far visita al papà. Ed era doloso e non accidentale il rogo che nell'aprile del 2021, molti di voi se lo ricorderanno, devastò un condominio a Treviso. Poteva essere davvero una strage. Ad appiccare il fuoco sarebbe stato un 30enne al culmine di una lite con l'allora fidanzata. Lei lo aveva coperto e ora sono entrambi indagati. Mamma. La signora che c'era, dentro l'appartamento è scesa giù bussando alle porte dicendo di evacuare il palazzo. Lei, la 30enne che aveva lanciato l'allarme ai condomini dopo che il rogo era scoppiato nel suo appartamento, aveva mentito per coprire soprattutto il fidanzato, ma anche se stessa, perché quelle fiamme non erano accidentali, erano dolose. C'era un responsabile per il pauroso incendio che in pochi minuti invase il condominio con danni ingentissimi, almeno 100.000 euro, immobili inagibili, famiglie evacuate per giorni, 10 intossicati finiti in ospedale, compresa un'anziana disabile salvata dai vigili del fuoco con l'autoscala prima che fosse troppo tardi. Un pomeriggio di paura, quello del 24 aprile 2021 in via Pennacchi a Treviso. Nei primi momenti concitati il pensiero di pompieri e forze dell'ordine era stato evitare il peggio. Causa accidentale a prima vista, confermata dall'inquilina nel cui appartamento l'incendio era scaturito. Ma fin da subito tutte le ipotesi erano rimaste aperte, le indagini non certo accantonate. La 30enne aveva raccontato agli inquirenti di essere sola in casa, ma non era vero. I vicini avevano sentito chiaramente le grida di un violento litigio tra la donna e l'allora compagno coetaneo, poco prima dell'incendio. Da questa incongruenza è partita l'indagine della squadra mobile di Treviso, diretta da Imma Benvenuto. Gli investigatori, anche grazie a quanto raccolto dai tecnici dei vigili del fuoco sul posto, hanno ricostruito tutto. Al culmine della discussione, il convivente appicca il fuoco nella zona del soggiorno. Difficile stabilire con esattezza cosa abbia utilizzato, dato che l'appartamento è andato distrutto. Poi si dà alla fuga. In quel momento la 30enne è chiusa in bagno e quando esce le fiamme si sono già sviluppate. Ma prima di dare l'allarme ai vicini decide di imbastire velocemente la sua versione. Vuole proteggere l'uomo da un'accusa pesantissima e se stessa dalle conseguenze economiche di un disastro del genere. Un castello di sabbia crollato sotto i colpi dell'inchiesta. Accertati gli indizi a loro carico, entrambi gli ormai ex conviventi sono stati accompagnati in questura. Nei loro confronti la procura ha ipotizzato i reati di incendio doloso aggravato e favoreggiamento personale. Mamma.
Continuiamo con la cronaca, ci spostiamo a Vicenza dove un pregiudicato è stato arrestato dalla Polizia di Stato, doveva scontare una condanna per ricettazione. La giustizia ha la memoria lunga. Lui è un marocchino di 46 anni che vive a Vicenza. Era stato indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione commesso alcuni anni fa. Poi la condanna passata in giudicato a 6 mesi di reclusione. Il pregiudicato straniero, alla fine di una complessa attività di indagine, è stato rintracciato a Vicenza dagli uomini della squadra mobile. Arrestato, è stato portato nella casa circondariale San Pio X. E ieri per la comunità bassanese è stata una giornata di dolore, di lutto, di commozione, ma anche di grande affetto. Una folla di gente ha riempito la chiesa di San Francesco per dare l'ultimo saluto a Pietro Fabris. Un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia di Bassano. Così una folla di amici, conoscenti, colleghi, bassanesi ha voluto ricordare oggi Pietro Fabris nel giorno dell'ultimo saluto. Pietro Fabris quel segno lo ha lasciato anche e soprattutto nei cuori di un'intera comunità che in massa ha voluto esserci per dirgli addio nella chiesa di San Francesco. Lì centinaia di cuori nel cuore della città che lui amava e che ha ricambiato una volta di più l'affetto e la riconoscenza nei confronti dell'ex sindaco e senatore. Durante l'omelia Don Andrea ha guardato negli occhi la moglie Rosella, i figli Maria Elena, Antonella, Francesca, Luigi, la nuora Roberta, i nipoti e il fratello Luciano. Con lo sguardo fisso su di loro ha detto che tutti i bassanesi, in un certo modo, sono orfani. A tutti è venuto a mancare qualcosa, una bussola, un riferimento. Orfani e quindi eredi. Eredi dei suoi occhi limpidi e svegli, come lo sguardo di una sentinella. Eredi di quel sorriso che avrebbe disarmato chiunque. Pietro Fabris, parallelamente a un'attività politica che lo ha portato a ricoprire importanti ruoli e a spendersi per il territorio, è stato un punto di riferimento culturale e sociale per Bassano. Non una semplice pagina di storia, ma un intero volume, ricco anche di racconti e di un altro tipo di storie, storie della buonanotte, inventate ogni sera. Non ti ho mai sentito dire non disturbatemi, lasciatemi in pace. Trovavi sempre degli scampoli di tempo tutti per noi. La favola inventata da te alla sera prima di andare in consiglio comunale. Domenica hai abbracciato i tuoi amatissimi nipotini, Pietro, Beatrice, Chiara e Giovanni Paolo, e lunedì ti sei spento nella tua casa tra le nostre braccia, lucido fino in fondo. Grazie papà. Bassano piange uno dei suoi figli più illustri e lo fa ripensando a quel segno lasciato da lui, da Pietro Fabris, che oggi più che mai assume i contorni di un'eredità da condividere con tutti, per tutti. E l'abbiamo detto, Bassano piange uno dei suoi cittadini più illustri, ecco il ricordo, insomma, che hanno voluto lasciarci le persone che lo hanno conosciuto. Una persona magnifica, io ho fatto 10 anni consigliere comunale con lui, mi sono sempre trovato bene e pensavo ieri sera cosa ha fatto a Bassano Fabris, dall'ospedale e tutte quelle altre cose, ragazzi 99, poi ha fatto il viale De Gasperi e Bassano ha fatto parecchio ed rimane quello che ha fatto, è una persona squisita. Pietro Fabris è stato, ha incarnato e ancora nel ricordo incarnerà a lungo tempo Bassano, in tutti i suoi aspetti, ovviamente nel suo impegno politico, civile e sociale, perché se c'è una cosa che vale la pena di ricordare alla fine di tutto è la sua attività che ha svolto disinteressatamente di presidente delle case popolari, delle case di riposo, e lì io posso testimoniare, ha raccolto tantissimi consensi. Era un mio amico, anche di famiglia, e ho imparato tante cose da lui.
e era una persona così capace a voler bene alle persone che era un regalo incontrarlo, un regalo solo a sentirlo per telefono. Dio lo benedica per tutto il bene che ha fatto. Giusto ricordare che il senatore Fabris nel 1971, o meglio alla fine degli anni 70, è stato il promotore della costruzione del velodromo che oggi è intitolato a Rino Mercante e sul quale si sono svolti i campionati del mondo di ciclismo del 1985. E se ci fosse stato anche 1 metro di neve sarei venuta giù a piedi, ma sarei venuta al suo funerale. Un uomo così non lo trovi in nessun luogo. Noi siamo stati coetanei, adesso non c'è più. Era sempre con gli amici e quando era possibile veniva a cena tranquillamente. E siamo rimasti molto contenti di avere una persona del genere. Pietro Fabris era l'uomo politica, ovvero colui che si spendeva per il territorio, una persona di grande levatura. Ne sentiamo davvero il bisogno di quest'epoca. È un ricordo buono, di una persona buona. Non lo vedevo mai arrabbiato. Un uomo non solo di politica, ma di gestione della cosa pubblica e anche privata, perché sapeva dialogare, questo è il grande merito secondo me, quindi non prendeva partito. Io faccio sempre l'esempio del bianco e del nero. Fosse stato anche del bianco, non faceva guerra al nero, perché sapeva che il risultato era sempre una sfumatura di grigio. Questo è il ricordo di chi ha conosciuto e di chi porta nel cuore Pietro Fabris. Noi adesso ci fermiamo un attimo per una piccola pausa pubblicitaria e rientriamo tra pochissimo con i nostri collegamenti da Bassano per la Fiera Franca d'autunno. Dobbiamo scoprire il vincitore del Bue Grasso, del concorso del Bue Grasso, ma non solo, insomma abbiamo tante altre notizie di cronaca, di attualità. Restate con noi. Ben ritrovati in diretta con Focus TG e allora abbiamo visto prima di andare in pubblicità la comunità bassanese piangere per Pietro Fabris. A Treviso si piange per l'ultimo saluto, per l'addio a Don Canuto Toso nel suo ultimo viaggio. Oltre 1000 i fedeli che hanno accompagnato ieri pomeriggio il funerale e l'ultimo viaggio, come detto, di Don Canuto Toso. Vediamo. Il suo impegno di una vita, dei cui frutti dà testimonianza la presenza di tanti qui oggi. Ed erano veramente in tanti oggi a dare l'ultimo abbraccio a Don Canuto Toso. 2 ali di gonfaloni hanno avvolto il parroco degli emigranti nel suo ultimo dei tanti viaggi che ha compiuto a servizio di chi aveva le radici lontane. Un impegno umano e pastorale, ricordato così dal vescovo Tomasi che ha presieduto la celebrazione nel Tempio di San Nicolò. È stato quello di dare dignità, ascolto, accompagnamento a quanti ne avevano bisogno per le vicende spesso faticose e drammatiche della vita. Ha donato pane fisico e spirituale, è stato vicino, ha vestito dei panni della dignità, del riconoscimento sociale e del lavoro, ha visitato e accolto instancabilmente in tutto il mondo quanti partiti da casa a causa del bisogno proprio e delle famiglie hanno potuto costruire vicende di vita buone e felici, mantenendo il legame vitale con le proprie radici. Un impegno nato addirittura in grembo alla madre, come ha ricordato leggendo uno dei suoi scritti Monsignor Tomasi. Era incinta di me da 3 mesi quando rimase vedova, morendo il papà in un incidente di lavoro nella costruzione della chiesa della mia parrocchia, San Martino di Lupari. Papà Canuto Francesco sarebbe emigrato in Argentina la settimana dopo. Bara a terra con il volto orientato verso l'assemblea, come il rito prevede per i sacerdoti che salutano il proprio gregge, Don Canuto ha visto la presenza di oltre 1000 fedeli che non sono voluti mancare al suo ultimo viaggio. Ed è proprio con il testamento di Don Canuto dedicato ai suoi emigranti che si è conclusa la riflessione di Monsignor Tomasi. Esortandoli a conservare la propria identità di origine culturale e cristiana, con il coraggio di trasmetterla
ai discendenti. Tante, anche in questo caso, le voci che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza a Don Canuto. L'ultimo viaggio di Don Canuto è iniziato oggi pomeriggio dalla chiesa degli Oblati, dove i confratelli l'hanno vegliato fino alle 14:30, quando la salma è giunta al Tempio di San Nicolò. E già all'esterno della chiesa l'ondata di emozione è emersa tra i tanti che l'hanno incontrato e che ci hanno raccontato durante la diretta di Antenna 3. Adesso siamo diventati un territorio dove tanti arrivano e ci ha invitato ad accogliere con lo stesso spirito che sono stati accolti i nostri emigranti anche i nuovi emigranti, quelli che arrivano nei nostri paesi in questi anni. Don Canuto per me era davvero un padre, un amico, una guida e oggi siamo tutti qui a ringraziarlo, a salutarlo, anche se lo abbiamo sempre fatto, devo dire, perché una delle caratteristiche di Don Canuto è che lo ringraziavamo sempre per il grande lavoro che ha svolto e credo che mai nessuno come lui ci sia una persona che rappresenta la comunità a Treviso e fuori Treviso. Emozione composta tra i banchi fino al saluto dei suoi emigranti. Non si cammina assieme, ma si sta assieme per camminare, ripeteva il vescovo Don Tonino Bello. Questa è stata la caratteristica fondante della Trevisani. Occorreva colmare un vuoto, creare un legame, un ponte con i nostri immigrati, iniziare assieme un cammino con fiducia e coraggio, con l'aiuto fondamentale dei primi collaboratori e della provvidenza. Grazie alla determinazione del fondatore, la Trevisani iniziava un percorso, nello stare assieme per camminare. Parole, ma soprattutto il canto, da lui amatissimo. Ricordiamo soprattutto i due grandi suoi insegnamenti: mantenere la fede, l'ispirazione cristiana dell'associazione, di tutti noi, ma soprattutto era legato moltissimo ai giovani ed è stato il suo insegnamento per il futuro della nostra associazione. Testimonianze da volti segnati dal tempo, ma anche da tanti giovani, segno di un impegno che continua. Una migrazione sappiamo molto fragile perché è in continuo movimento, una migrazione diversa da quella del passato ovviamente, no? Però sicuramente è una migrazione che conserva le proprie radici, soprattutto come diceva Don Canuto, in Cristo. Domenica speciale, quella al Santo. Cambiamo decisamente argomento perché parliamo in questo caso di una grande festa per il ritorno dei pellegrini di Antonio 2022, una festa che potrete seguire in diretta su Rete Veneta. Tutto è partito da qui, tutto tornerà qui, alla tomba del Santo, custode dei resti del corpo di Antonio, il luogo da cui i pellegrini di Antonio 2022 con il loro zaino contenente le reliquie ex corporis del Santo sono partiti il 25 giugno per tornare nel pomeriggio di domenica 9 ottobre. 3 milioni di passi, 92 tappe, 103 giorni di cammino attraverso 9 regioni e 42 diocesi, ripercorrendo la strada compiuta da Antonio da Capo Milazzo in Sicilia, dove era naufragato nel 1221, alla città di Padova. A fianco dei 52 camminatori ufficiali si sono aggiunti lungo la via 280 pellegrini che hanno man mano assaporato la gioia dell'andare nel nome del Santo, una gioia che giungerà a compimento domenica 9 ottobre, quando dopo quasi 2000 chilometri una staffetta partita al mattino dal Duomo Vecchio di Monselice riporterà le reliquie del Santo in Basilica. Una festa che domenica tutti voi potrete seguire in diretta con noi su Rete Veneta, canale 14, a partire dalle 14 e fino a pomeriggio inoltrato. Una festa di fede e affetto ancora una volta sulle orme di Antonio. E allora fra poco torneremo a collegarci con Bassano per la Fiera Franca d'autunno per scoprire il vincitore del concorso del Bue Grasso. Adesso lasciamo per un attimo da parte la cronaca e lasciamo da parte anche per il momento il colore, il costume, le tradizioni di questa importante fiera, di questo appuntamento annuale che vede Bassano protagonista, perché parliamo adesso di un tema di strategia
stretta attualità che sta continuando a creare grossi problemi a famiglie, imprese, commercianti, amministrazioni locali. Insomma, avete capito, parliamo del rincaro dei costi dell'energia, i rincari di luce e di gas, ma anche quelli delle materie prime pesano in maniera preoccupante, sempre più preoccupante anche su panifici, pasticcerie e pizzerie. Lo zucchero passato in poche settimane da 80 centesimi a 1,30 euro, il lievito cresciuto da 22 a oltre 30 euro a scatola, per non parlare poi della farina, del burro, della mozzarella. I costi delle materie prime sono letteralmente schizzati alle stelle, mettendo in seria difficoltà pizzerie, panetterie e pasticcerie. Le farine su un anno, vado così a occhio, mi sembra sui 60% le farine. Il burro è cresciuto da un 30-40% a memoria e lo zucchero sull'ultimo mese è cresciuto un altro 40%, tanto a fare la spesa ieri è cresciuto un 40% su un mese abbondante, guarda. Come si fa? Bella domanda. Cioè, puoi ritoccare i prezzi ma non puoi raddoppiarli. Sarà un problema i prossimi mesi per tutti quanti, penso. Ritoccare i prezzi è un rischio in questo momento, con il portafogli dei clienti già alleggerito dal caro vita. Il risultato è la riduzione dei profitti, con la speranza che la situazione possa cambiare quanto prima. Gli aumenti ci sono dalle materie prime, non parliamo delle bollette che ormai sono triplicate tutte, quindi si fa fronte a tutto, però ne va un po' del nostro guadagno. Al momento stiamo tenendo fermi i prezzi perché logicamente anche la gente che acquista a loro volta hanno degli aumenti a casa, quindi cerchiamo di tamponare, ce la caviamo. Oggi come oggi un'azienda, quando tu non hai una certezza dei costi fissi, no? E quindi c'è tutto questo ballo, anche perché noi siamo fare l'incudine del martello, nel senso che io non posso mettere a aumentare come fanno i fornitori che dalla mattina hanno un prezzo, la sera hanno un altro. Io non posso aumentare perché poi dopo l'unica cosa che non aumenta in Italia sono gli stipendi della gente, no? E cosa metto la margherita a 10 euro? Non si può. Andiamo avanti, vediamo cosa succede, sperando che ci diano una mano, ma non... Una situazione di certo difficile che noi continueremo a raccontare e continueremo a dar voce a coloro che appunto vogliono testimoniare le difficoltà di un momento così complicato. Adesso torniamo un attimo a un argomento sicuramente più leggero, quello che vede Bassano protagonista oggi con la Fiera Franca. Vedo collegata di nuovo, pronta la nostra Sharon Di Carlo. Allora, svelaci subito, Sharon, intanto come sono andate le premiazioni. Abbiamo il vincitore del Bue Grasso di quest'anno. E dopo sono libero. Ciao Alex, intanto prima cosa Rete Veneta porta fortuna perché il signor Roberto ha vinto un premio. Abbiamo vinto 2 premi stamattina alla fiera di Bassano del Bue Grasso. Un primo premio del Bue Grasso come bue da carne e un altro primo premio come fuori concorso di un animale di una razza rara. Deve andare il signor Roberto, deve andare, ce lo stanno chiamando, ci saluta, quindi Rete Veneta porta andiamo, ma nel frattempo finché andiamo verso il vincitore, io andrei dal nostro Pietro Guderzo, presidente Coldiretti di Bassano. Buongiorno Pietro. Tantissime persone a questa edizione della Fiera Franca. È una grande soddisfazione, anche noi siamo rimasti sorpresi, numeri in forte crescita e questo ci fa ben sperare per il futuro. Anche perché questa ad oggi non è una situazione semplice, l'agricoltura è in ginocchio, l'allevamento è in ginocchio. No, veniamo da davvero una stagione clamorosamente difficile, oltre ai costi energetici e di materie prime che bene o male conosciamo tutti, a noi va sommato anche quest'estate che è stata molto siccitosa e che ha messo a dura prova l'equilibrio finanziario di molte aziende agricole. Come si fa oggi a pagare le bollette? Gli allevatori come fanno oggi a rimanere in piedi? Bella domanda, è molto difficile. Tanti allevamenti, tante aziende agricole adesso sono costrette a lavorare addirittura in perdita e cercando di prendere tempo e sperare che la situazione migliori. Però dai, dobbiamo cercare anche di avere un po' di ottimismo. Ad esempio oggi penso al fatto che il primo premio assoluto sia andato a un ragazzo di 23 anni e questo spero che sia davvero anche un segnale che faccia ben sperare un po' tutto il comparto. Grazie a Pietro Guderzo, presidente Coldiretti
Bentornati Bassano, grazie mille. Intanto ci ha anticipato Pietro Guderzo che il premio è stato vinto da un giovane allevatore bassanese del territorio. Allevatore che è lì, adesso cerchiamo di avvicinarci perché come vedete sono tantissimi curiosi, tantissime le persone qui a guardare, ad avvicinarsi. Vediamo se Francesco è qui, eccolo. Siamo con Francesco, il vincitore di questa edizione del Bue Grasso. Buongiorno a tutti, sono onorato di aver vinto questa fiera franca d'autunno 2022, è la prima volta che partecipo e subito il primo premio sia di categoria sia Bue Grasso. Allora veramente c'è un ottimo lavoro questo, prima volta subito un premio importante. Premio importante e grazie anche ai consigli di un amico e all'ottimo Vittorio qui, molto docile. Quindi è lui il vero protagonista, è Vittorio. Raccontaci, chi è Vittorio? È un vitellone di 2 anni, intero, è un incrocio tra un frisone e una piemontese. È arrivato in stalla da noi che circa aveva 6 mesi, pesava 200 kg e adesso è 1 anno e mezzo che è in stalla da noi e è passato gli oltre 800 kg. Ma te l'aspettavi questo premio così importante con Vittorio? No, non me lo aspettavo. Credevo di prendere un secondo ma non il primo, perché guardando anche altri vitelloni e tori erano belli, ma lui ha colpito la giuria. Ma la tua azienda è un'azienda che racconta di ragazzi giovani che però credono ancora nell'allevamento, nell'agricoltura, nelle tradizioni. Raccontaci. Siamo 3 fratelli, io sono il più piccolo, ho 23 anni. E la nostra azienda è strutturata principalmente, noi produciamo ortaggi come radicchio di Treviso e cavolo cappuccio d'estate, lavoriamo circa una superficie di 30 ettari. Ma Vittorio non poteva che essere abbinato alla vittoria, destinato alla vittoria del concorso del Bue Grasso. Noi ci ricollegheremo tra poco con Sharon Di Carlo, con il nostro Renzo Rigoni. Intanto ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, rientriamo tra pochissimo appunto con i nostri collegamenti. A fra poco. Rieccoci in diretta con il nostro Focus TG, edizione speciale contrassegnata insomma dai nostri collegamenti, dalle nostre finestre sulla Fiera Franca d'autunno a Bassano del Grappa. Tra poco torneremo lì, ma non solo, insomma, perché tra pochissimo andremo anche a Padova per parlare di aumenti di frutta e verdura, aumenti di prezzi, e allora continuiamo il nostro filone di racconto di questo tema di attualità che è appunto legato ai rincari, perché le bollette esorbitanti hanno costretto alla chiusura l'unico supermercato di Cessalto. Siamo nel Trevigiano e adesso manca questo servizio importante, fondamentale per il paese. Mi aspetto da un giorno all'altro lo stacco della corrente e quindi in quel momento l'attività cesserà. Insomma, i clienti sono stati avvisati che potrebbero anche arrivare una mattina e trovare le serrande chiuse. Riccardo Bozzato, 48 anni, di Portogruaro, è il titolare del supermercato D'Itali di via Roma a Cessalto, attività che il caro energia ha messo in ginocchio e che di fronte a bollette che Bozzato definisce insostenibili sta chiudendo, privando il paese dell'unico supermercato. C'è un ortofrutta, ma comunque come servizio completo è l'unico del paese. Siamo un negozio di servizio, ma che comunque aiutava le persone anziane e persone con scarsa mobilità a servirsi in qualche modo di una spesa quotidiana, insomma, e adesso non lo so cosa succederà. A luglio e agosto l'elettricità è triplicata. Se nel 2021 la bolletta era di circa 3.000 euro, ora è schizzata a 9-10.000 e chissà da questo mese in poi di quanto ancora salirà. La chiusura costerà il posto di lavoro a 4 dipendenti. I clienti stanno aiutando loro e Bozzato a smaltire i prodotti in vendita, tanta la solidarietà tra la gente e tanto dispiacere. In questi
giorni stiamo ricevendo un sacco di testimonianze d'affetto da parte dei clienti che arrivano, ci portano dei regali, dei dolci, ci fanno coraggio e alcune clienti si mettono a piangere, dispiaciute della nostra situazione. Non ho neanche più parole, perché veramente in questo momento poi ho le mie preoccupazioni, perché è come chiudere costa e quindi mi trovo a chiudere con debiti. Bozzato ha chiesto aiuto anche al comune, ma a margini l'ente pubblico non ne ha, non rimane che abbassare le serrande. È come quasi un lutto, cioè perdere una persona, perché comunque dispiace, insomma il rapporto con le persone per me è importante. Noi adesso torniamo dalla nostra collega Sharon Di Carlo, torniamo soprattutto da Vittorio, il vincitore del concorso del Bue Grasso. Vediamo Sharon collegata con noi, a te la linea. Buongiorno Alex, buongiorno ancora a tutti i telespettatori. Vi abbiamo lasciato con Francesco, il proprietario allevatore appunto di Vittorio, il vincitore, che ci stava raccontando della sua famiglia, perché la sua è un'azienda a conduzione familiare, corretto? Sì, è un'azienda a conduzione familiare, noi siamo 3 fratelli, io sono più piccolo, ho 23 anni. Siamo partiti non da molti anni. Vittorio è un po' stanco, vuole tornare nella sua fattoria. Sì. Dicevi Francesco? Stanco. Siamo partiti da circa 7 anni, noi produciamo ortaggi, abbiamo un po' di allevamento e teniamo queste chicche come animali domestici. Quanto è importante lanciare un messaggio ai giovani di oggi dell'importanza di custodire l'identità dell'allevamento, comunque di queste tradizioni? Molto importante, perché se noi giovani non portiamo avanti queste passioni, queste tradizioni, alla fine vanno perse. In studio, tra poco andremo di nuovo a Bassano. Detto questo, insomma, continuiamo a parlare dei rincari, delle difficoltà, poi chiederemo eventualmente a Francesco e appunto agli altri allevatori, agli altri agricoltori anche un parere su questo momento così difficile per chi consuma, per chi ha a che fare sia con le materie prime ma sia con i costi di energia e gas e acqua, insomma. Sono tematiche di stretta attualità. Noi adesso, proseguendo questo filone, continuiamo a parlare, vi dicevo, di caro energia, disastrose le conseguenze sul turismo. Siamo nel Bellunese, questo è l'allarme che lanciano le associazioni di categoria senza un intervento del governo. Vediamo. Roccapietore, Alleghe e Lamon, 3 realtà completamente diverse fra loro, unite simbolicamente nella battaglia che sta vedendo protagonisti tutti i primi cittadini d'Italia, in special modo dei comuni di montagna. Il caro energia rischia di strangolare famiglie, imprese, attività turistiche. La prospettiva alla vigilia dell'avvio della nuova stagione invernale è drammatica. Noi abbiamo la funivia che sale su alla Marmolada, io spero che riescano ad accendere gli impianti ed a partire con la stagione invernale. Visti i prezzi triplicati del gasolio e del gas, dei pellet, della legna e dell'energia elettrica, non c'è da stare allegri. Nel comune alle pendici della Marmolada c'è grande preoccupazione. Se non interviene davvero in maniera sostanziale a livello governativo qualcuno per abbassare i prezzi dell'energia, non capisco come possano gli impianti di risalita fare sia la neve artificiale, accendere gli impianti e fare la neve artificiale. Un momento difficile per fare previsioni. Ad Alleghe, comune che proprio per il caro energia ha già visto sospendere l'attività del palaghiaccio, gli operatori non vogliono arrendersi. C'è la volontà di aprire, non aprire gli impianti difatti sarebbe veramente una catastrofe per il turismo, perdere una stagione così. Naturalmente il governo dovrà attivarsi con tutte le sue forze, devono però crearsi tutti i presupposti sia per gli impianti sia per quanto riguarda anche le attività a valle. Il rischio di una debacle turistica dopo il biennio complicato dalla pandemia è dietro l'angolo. Noi dobbiamo avere una certa garanzia che i prezzi vengono calmierati da qualcuno, perché così ho paura che non sarà una debacle turistica invernale importante. E poi ci sono i costi ordinari a carico delle amministrazioni comunali che cercano di capire come offrire i servizi ai cittadini, dall'illuminazione pubblica allo sgombero della neve. Anche il bilancio comunale si troverà
diciamo così, a fare i conti con una situazione più complicata. Non possiamo che aspettarci dalla parte del governo nazionale un'iniziativa che sia efficace nel lenire perlomeno il problema che comunque si trovano ad affrontare tutti i comuni italiani e ancora di più tutti i comuni di montagna. Vi avevo anticipato un collegamento in diretta da Padova per parlare dell'aumento dei costi della frutta e della verdura, insomma un'altra spada di Damocle che pende sulle teste delle famiglie e dei consumatori. Ce ne parla la nostra Valentina Visentin, a cui cediamo la linea. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Alex, è una tempesta perfetta, lo hanno definito gli addetti del settore. Questo periodo è tremendo per l'agricoltura, reduce da una stagione estiva già complicata, ma con l'aumento dei prezzi lo vede il consumatore che si reca a fare la spesa quotidianamente. Purtroppo di contro per i produttori non c'è un guadagno maggiore, ma ai produttori la frutta e la verdura viene pagata sempre lo stesso prezzo. Cosa sta accadendo? Sta accadendo quello che lei ha sintetizzato in maniera corretta. C'è un rischio di default delle nostre aziende perché sono aumentati spaventosamente i costi di produzione. L'energetico oggi, che è un elemento fondante delle nostre imprese, soprattutto quelle che utilizzano macchinari, l'allevamento, è alle stelle. Parliamo di rincari che vanno dal 350 al 400%. Di contropartita non c'è stata, non in maniera uniforme, ma soprattutto nella maggior parte dei comparti, non c'è stato un ristorno a monte dei nostri produttori di quello che è il valore. E aggiungiamo che l'inflazione e la poca capacità di potere d'acquisto dei consumatori sta rallentando quelli che sono i consumi. Quindi da questo punto di vista noi come CIA agricoltori italiani siamo fortemente preoccupati. Abbiamo dimostrato appunto al governo, al regionale ma anche nazionale quelle che sono appunto le preoccupazioni di un settore che oggi paradossalmente è importante, primario proprio per definizione, ma rischia di diventare assolutamente un settore che non si sa se potrà continuare con questo trend. Gian Michele Passarini è il presidente regionale della CIA, quindi fate un appello al consumatore di comprare dai produttori. Sì, assolutamente, poi questo ci rendiamo conto che non sia possibile per tutti e quindi un appello al consumatore innanzitutto ad acquistare prodotti italiani. Compatibilmente anche con quello che è il potere d'acquisto che oggi ha il consumatore. Noi stiamo dal nostro anche centro studi stiamo vedendo che il consumatore si sta trasferendo su quelli che sono i prodotti a basso costo, a sotto costo, perché ha delle problematiche proprio dal punto di vista del potere d'acquisto. Cioè lei pensi al rincaro energetico che è avvenuto nelle nostre famiglie. Ora famiglie probabilmente anche a basso reddito, è chiaro che questo è un contraccolpo che ci vede tutti coinvolti. Dopodiché sicuramente quindi prediligere l'acquisto diretto, ma occorre un intervento politico su scala nazionale affinché ci dia del respiro, altrimenti veramente noi siamo preoccupati di quello che sarà il nostro futuro. Oggi noi non riusciamo a poter immaginare di programmare un'annata agricola su questi presupposti. Il problema è che ne va anche a discapito la salute del cittadino, perché consumando meno frutta e verdura si va a togliere gli alimenti che sono insomma che tutti nelle diete consigliano altamente, bisogna consumarne dalle 3 alle 5 porzioni al giorno. Assolutamente sì, tra l'altro lei introduce anche un tema che è legato poi a un grande problema che abbiamo anche a livello europeo, che è quello del Nutri-Score, dove paradossalmente i nostri prodotti leader per quanto riguarda la dieta mediterranea rischiano di venire equiparati a prodotti totalmente industriali ad alto potere zuccherino, che quindi vanifica anche quelli che sono gli sforzi dei nostri agricoltori di portare sulle tavole dei veneti, degli italiani, dei prodotti certificati, salubri, sani, e quindi questo è un altro tema che va affrontato, che rientra sempre in questo bagaglio di problemi che ci portiamo dietro in questa situazione. E allora ringraziamo Gian Michele Passarini, presidente della CIA del Veneto, e restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Noi adesso ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario di questa diretta di Focus TG. Rientriamo tra poco perché abbiamo ancora tanto da dire, tanto da farvi vedere con l'attualità, con i nostri servizi. Insomma, restate con noi. (13:05), ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, lo saremo per poco meno di un'altra mezz'ora, però
c'è tempo e spazio per guardare insieme i nostri servizi, per i nostri approfondimenti e per altre notizie di cronaca. Noi continuiamo il filone iniziato prima della pubblicità, quello legato allo sviluppo dei temi di stretta attualità con il rincaro dei costi delle bollette, perché da l'ANCI, quindi dai sindaci, arriva una richiesta senza precedenti nei confronti dello Stato, una richiesta economica. Scopriamo quale. La cifra è da far tremare i polsi. L'ANCI, l'Associazione dei Comuni d'Italia, e quindi anche dei sindaci, quelli che come sempre sono in prima linea, come nel caso del caro bollette, chiede allo Stato, per aiutare i comuni in difficoltà, 1 miliardo di euro. Molti comuni, se non ci sarà un intervento diretto entro fine anno, avranno difficoltà a chiudere i bilanci e quasi l'impossibilità di costruire quelli del 2023. L'abbinamento tra una richiesta di autonomia e la sostenibilità dei comuni la vediamo assolutamente incatenata. In agenda per il 22 ottobre a Schio c'è un convegno sulla sostenibilità dei comuni nei prossimi anni, fino al 2028, un tempo cortissimo parlando di comuni. Un convegno senza politici, ma con amministratori, tecnici, addetti ai lavori, per capire come si può sopravvivere senza che le casse pubbliche arrivino al fallimento. Operazioni di mitigazione dei costi energetici sono già partite in primavera, con accantonamenti di risorse, utilizzo di avanzi, fondi che dovevano essere usati per le manutenzioni e invece dirottati sulle bollette. Che però si dimostrano vani, perché gli aumenti da giugno a luglio del 30% fanno sballare completamente i conti ulteriormente. Credo che altre azioni di contenimento cominciano a verificarsi, stiamo cercando di coordinare nella chiusura completa dell'illuminazione pubblica, unico modo per garantire il contenimento dei costi. Il rischio è veramente non chiudere i bilanci e chiudere in passivo. Una data, quella del convegno, non scelta a caso, a 5 anni esatti dal referendum celebrato il 22 ottobre del 2017, 5 anni senza risposte sull'autonomia. E 5 anni di grandi attese, inevase. E insomma, sapete che il tratto che contraddistingue la nostra informazione è quello di dare voce, dare spazio ai cittadini, alla gente. E allora abbiamo ascoltato i sindaci, abbiamo ascoltato gli esercenti, abbiamo ascoltato insomma chi lavora e si trova a dover far fronte a tutti questi problemi. Adesso spazio e voce ai cittadini. Siamo andati a Vicenza, dove appunto i residenti si dicono sempre più preoccupati per l'aumento delle bollette. Sentite cosa ci hanno raccontato. Siete preoccupati? Non ancora, però sì, siamo pensionati, siamo preoccupati. Quindi preoccupati? Certo, sì, siamo in attesa della prossima, vediamo com'è. Avete già idea di come organizzarvi a casa? No, consumare meno, la cosa più semplice. Sperate che lo Stato e il governo intervenga? Speriamo di sì, che qualche aiuto ce lo diano. Come risparmiare? No, aspetto che mi arrivi e poi ci penso. Perché non vuole, cerca di rimandare il problema. Esatto. Ha già avuto qualche bolletta aumentata? No, per ora no. È certo che sono preoccupato. Ha già avuto riscontri? No, finora no, però mi aspetto che nel prossimo futuro imminente arriveranno bollette care. Come farà? Qualcosa cercheremo di risparmiare, anche se credo che non sarà quello il grosso. E poi vedremo, risparmieremo probabilmente in qualcos'altro. Weekend, viaggi, libri, tutto quello, cene, pranzi, eccetera, eccetera. Quello che sta accadendo non lo capisce nessuno. Di conseguenza, se questo governo che verrà vuol puntare su chi va a speculare, ben venga per tutti i consumatori, perché bisogna trovare chi ne approfitta di questa situazione. Intanto lei a casa cosa fa? Paghiamo, dobbiamo pagare. È un'emergenza che fa riflettere e anche penso che impedisca quel positivo modo di pensare e di essere che il superamento magari del Covid poteva anche mettere in moto, e questo ci dimostra che il peggio non è mai morto, insomma. Non per farmi gli affari suoi, ma ce la farà lei se ci sarà un aumento così forte delle bollette? Penso di sì. Interverrà lo Stato secondo lei?
dovrà. Preoccupato sì, tanto per tutti, solo che io a suo tempo sono stato un po' più previdente, ho fatto un contratto col prezzo fisso e bisogna essere un attimo accorti su queste cose. Quindi adesso per il momento tira un sospiro di sollievo? Per il momento sì, ma sono preoccupato per la situazione generale. Ha già avuto qualche riscontro? No, attualmente no, perché il nostro fornitore mi dà la possibilità di vedere anche giornalmente i miei consumi. E allora io voglio dire al consumatore: tenga ben sott'occhio il contatore. No, quando arrivano non le paghiamo. E adesso cambiamo in parte argomento, perché insomma parliamo comunque di questioni legate anche indirettamente al rincaro, appunto, e alle difficoltà economiche. Il presidente degli albergatori Jesolani spegne le polemiche di questi giorni e annuncia che insomma, per le feste natalizie Jesolo sarà pronta ad accogliere i turisti. Si era parlato appunto di chiusure invernali, di alcuni settori in difficoltà, ma vi raccontiamo tutto nel prossimo servizio. Jesolo è pronta a riaprire gli hotel nel periodo delle feste natalizie. Non saranno nel numero che ci aspettavamo che avevamo negli anni scorsi, ma le 20, 25, forse anche 30 strutture operative nel periodo Natale e Capodanno saranno sicuramente pronte ad accogliere i nostri turisti. Il presidente dell'associazione Jesolana Albergatori risponde a chi negli ultimi giorni ha parlato di un periodo buio per Jesolo, fatto di chiusure e inospitalità, una mancanza di rispetto soprattutto verso gli imprenditori, ha evidenziato, oltre che un danno d'immagine. Gli imprenditori che vedono nella stagione invernale parte del loro fatturato sono sicuramente interessati a questo, e durante la stagione estiva tendono anche a programmare, a preparare, a promozionare tutta una serie di eventi, di concerti, di manifestazioni che durante il periodo invernale l'amministrazione comunale e i privati mettono in campo. Nonostante l'aumento dei costi ci sarà sicuramente un aumento anche dei prezzi, ma questo sarà chiaramente capito dall'ospite, dal cliente che conosce questi aumenti e ne è consapevole, quindi l'aumento dei prezzi non sarà sicuramente un punto critico, però penso che verrà accettato dalla nostra clientela. Gli albergatori stanno comunque continuando a lavorare perché si possa intervenire sul caro bollette. Ci auguriamo che il nuovo governo ci dia delle risposte precise e puntuali. Già qualcosa è stato portato dal governo Draghi, aumento del credito d'imposta, le banche ci hanno aperto dei prestiti agevolati per far fronte alle bollette, rateizzazione delle bollette non siamo riusciti a ottenerlo, però insomma il supporto delle banche è stato importante su questo. Spazio adesso a un'altra tematica, parliamo di scuola, perché l'altra sera un collettivo di studenti ha protestato per puntare l'attenzione sulla carenza di alloggi pubblici destinati agli universitari fuori sede. È successo a Padova. Tende da campeggio davanti al Bola, sede storica dell'Università di Padova. Nella giornata dedicata al benvenuto delle matricole, il collettivo universitario Spina ha protestato contro la carenza di alloggi per gli studenti universitari. Una mobilitazione iniziata ieri pomeriggio e finita in tarda serata. Le tende simboleggiano l'unico posto rimasto per dormire, hanno spiegato gli studenti che hanno organizzato il sit-in, che aveva l'obiettivo di sensibilizzare non solo i vertici dell'università, ma anche il comune di Padova, che proprio davanti al Bo ha la sua sede. Moltissimi di noi sono costretti a vivere per strada, a vivere in Airbnb, in hotel, a chiedere una stanza degli amici perché non trovano un posto dove stare a Padova. Questa situazione è inaccettabile ed è quello che abbiamo voluto denunciare ieri. Durante la manifestazione abbiamo simbolicamente posto delle tende di fronte a Palazzo Bo a dimostrare quanto la crisi abitativa sia un problema attuale e importante e che sia necessario risolverlo al più presto possibile. Ci siamo appellati alla rettrice e al comune. Quest'anno gli iscritti all'Ateneo Patavino superano i 70.000 e il diritto allo studio, dicono gli studenti, deve andare di pari passo con il diritto all'abitare per chi arriva da fuori sede. Secondo una stima sono circa 2.000 gli studenti aventi diritto ad un alloggio a fronte di 700 posti di residenza pubblica. Per questo, spiega il collettivo, non può essere completamente cancellata la didattica a distanza, che permetterebbe a tanti di poter frequentare le lezioni. Abbiamo anche avuto un dialogo con il sindaco e la prorettrice. In questo dialogo abbiamo esposto le nostre richieste
previste, che sono quelle della reintroduzione della didattica a distanza come misura emergenziale, di un rimborso dei soldi che sono stati spesi per gli alloggi temporanei dagli studenti e dalle studentesse, della proroga della scadenza del 25 ottobre per presentare la borsa di studio e di eliminare la clausola dei 10 mesi sull'alloggio necessario appunto per presentarlo, e abbiamo chiesto al Comune e al Rettorato un incontro al più presto. Noi abbiamo chiesto che questo incontro avvenga entro una settimana. Se questo limite non verrà rispettato siamo disposti a scendere nuovamente in piazza. Parliamo adesso di sanità, partiamo dalla questione Covid, perché i dati dell'azienda ospedaliera padovana sono preoccupanti. Insomma, c'è stato un aumento sensibile negli ultimi giorni e a fine mese parte anche la vaccinazione anti-influenzale consigliata agli over 60. Covid-19, risalgono i contagi. I dati della provincia di Padova sono peggiori di quelli del Veneto. Nel giro di 7 giorni i positivi sono aumentati del 40% a Padova, del 28% in regione. I nuovi positivi sono cresciuti in una settimana del 29%. Su 100.000 abitanti Padova conta 727 nuovi positivi, il Veneto 715. Per questa voce siamo tornati ai valori di luglio, annuncia l'azienda ospedaliera di Padova. Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? Un continuo aumento delle positività, sia come casi attualmente positivi, sia come nuovi casi di giorno in giorno. L'andamento è quello che avevamo ipotizzato, vedremo un aumento delle positività nei mesi appunto di ottobre e novembre, poi spero insomma ci sia il calo. Ecco, nel solito lo sviluppo dell'epidemia ha questo andamento, insomma, no? Salita, plateau, discesa nel giro appunto di un 30-45 giorni. Conviene quindi continuare a proteggersi, anche se i dispositivi in alcuni ambienti, come il trasporto pubblico, non sono più obbligatori. Ci vuole molto buon senso, un grande senso civico, avere sempre la mascherina a portata di mano, in tasca, come fosse un fazzoletto, usarla nei luoghi affollati o in quelle situazioni in cui ci sembra che ci possa essere effettivamente un maggiore sviluppo della contagiosità. A fine mese scatterà anche la campagna vaccinale contro l'influenza. Quest'anno viene consigliata dai 60 anni in su per la sovrapposizione che ci sarà con il Covid. Il fatto che andiamo verso una stagione autunnale, poi invernale, dove l'influenza si associa alla possibilità di sviluppare appunto anche il coronavirus, è chiaro che ci porta a dire misure di prevenzione importanti, e le misure di prevenzione importanti sono date dai vaccini, quindi vacciniamoci contro l'influenza, completiamo là dove abbiamo fatto il ciclo vaccinale, facciamo la terza, facciamo la quarta dose, perché sono importanti. E a proposito di Covid, diamo i dati aggiornati che sono arrivati poco fa, si riferiscono chiaramente a tutto quello che è l'analisi delle ultime 24 ore. Ebbene, il delta dei casi positivi, appunto, delle persone che hanno contratto il virus nelle ultime 24 ore in Veneto fa segnare il numero di quasi 5.900, per l'esattezza 5.881 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Purtroppo dobbiamo dare ancora notizia di vittime, sono 6 le persone che hanno perso la vita a causa Covid nelle ultime appunto 24 ore, questo lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia sale a oltre 2.300.000 veneti contagiati, quello dei morti purtroppo sfonda il tetto dei 15.500, sono 15.515 le persone che sono decedute causa Covid. Crescono gli attuali positivi che in Veneto arrivano a toccare il numero di 59.623 attualmente positivi. Calano fortunatamente insomma i ricoveri ospedalieri, almeno per i pazienti non gravi, perché attualmente sono 714 contro i 733 di ieri malati Covid ricoverati, mentre è in lieve aumento il numero dei pazienti in terapia intensiva, 32 contro i 26 di ieri, quindi c'è stato un aumento di 6
casi per quello che riguarda i ricoveri in terapia intensiva. Continuiamo a parlare di Covid anche nel prossimo servizio. Un nuovo studio pubblicato dal professor Crisanti: la variante antigene non sarebbe identificabile con i test rapidi. La variante antigene sfugge ai test rapidi. Un nuovo studio del direttore della microbiologia dell'Università di Padova, Andrea Crisanti, mette in guardia sull'efficacia dei tamponi rapidi nella rilevazione della positività al Covid. La ricerca è stata condotta da un team dell'Università di Padova e dell'Imperial College di Londra, coordinato dal professor Crisanti, ed evidenzia nuovi limiti dei tamponi rapidi rispetto ai molecolari, in particolare perché ai primi sfuggirebbe una specifica variante del virus, caratterizzata da molteplici sostituzioni di aminoacidi dirompente nell'antigene N. Lo studio è stato pubblicato dalla prestigiosa rivista scientifica Nature Communication. Crisanti ha spiegato che la ricerca è partita dal fatto che questa variante è risultata circolante con maggior frequenza in Veneto, dove il 57% dei test condotti tra settembre 2020 e maggio 2021 erano antigenici, rispetto al resto d'Italia, dove invece erano solo il 35%. La ricerca avrebbe dunque dimostrato che i sistemi di sorveglianza con test rapidi antigenici diffusi nella nostra regione ha favorito la diffusione non rilevata della variante antigene Escape rispetto al resto d'Italia. Il professor Crisanti non nega che i test antigenici siano più facili da usare, più economici e tempestivi nella risposta a confronto con i molecolari, ma la loro sensibilità al test dell'antigene è minore quando la carica virale è bassa, determinando così falsi negativi. Cambiamo adesso discorso, cambiamo argomento, quindi chiudiamo la pagina dedicata alla sanità, apriamo quella dedicata alla sicurezza. Secondo una classifica del Sole 24 Ore, ci spostiamo adesso a Vicenza, in città i furti in abitazione sono molti, sono cresciuti, ma quelli legati allo spaccio di droga sono in netto calo. Facciamo il punto della situazione. È nelle prime 10 province italiane per numero di furti in abitazione, una posizione che preoccupa, ma è attorno al 90° posto per i reati legati alla droga, e questo è un dato molto positivo. Parliamo della provincia di Vicenza e della classifica stilata dal Sole 24 Ore sul numero di reati, numeri riferiti al 2021 che però la Questura analizzerà per intervenire in modo ancora più mirato per il futuro. Verranno analizzati in maniera strutturale proprio per cercare di orientare quelle che sono le nostre attività di prevenzione e di repressione che quotidianamente poniamo in essere su tutto il territorio provinciale. E da mesi la Questura di Vicenza organizza quasi ogni giorno controlli straordinari interforze insieme con Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Le denunce legate alla droga sono in continuo calo. Le cose stanno migliorando proprio per la costante azione che viene posta in essere dalle forze dell'ordine in maniera sistematica, quotidiana e continua su tutto il territorio provinciale. È importante che queste attività, le nostre attività, abbiano anche un'ampia visibilità da parte della cittadinanza, che questo serve ad infondere una sensazione di maggiore sicurezza e anche a, come si dice, a stimolare la popolazione a collaborare con le forze dell'ordine. Per reati che colpiscono le persone, invece, come furti e truffe, nel Vicentino ci si aspetta molto dalle forze dell'ordine. I cittadini denunciano quasi sempre ed è un bene. Dove le popolazioni hanno grandi aspettative nei confronti dell'attività delle forze dell'ordine. Proprio per questo motivo sono stimolate a denunciare ogni tipo di reato che subiscono. Ci consente di poter analizzare il fenomeno dal punto di vista generale e di poter intervenire poi nello specifico sui singoli casi. E a proposito di controlli straordinari, quelli delle ultime ore hanno portato a un arresto, 3 avvisi orali, 4 fogli di via obbligatori, 3 ordini di allontanamento dall'Italia. In Campo Marzio gli agenti delle volanti, ad esempio, hanno trovato un marocchino di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, che vagava con un'accetta in mano. Quando ha visto gli agenti sembrava voler reagire e così i poliziotti hanno dovuto estrarre il taser per convincere l'uomo a consegnare l'accetta e seguirli in questura, dove è stato denunciato. E parliamo di sicurezza anche nel prossimo servizio. Ci spostiamo a Padova, dove ieri è iniziato un corso per le forze dell'ordine sui provvedimenti come DASPO e allontanamenti.
Daspo urbano, Daspo Willy, in ricordo della vicenda di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso nel 2020 a Colleferro a Roma. Ammonimenti legati alla violenza di genere, allo stalking e al cyberbullismo. È iniziato questa mattina al reparto mobile di Padova un corso dedicato a tutte le forze dell'ordine organizzato dal questore Antonio Sbordone sull'utilizzo di queste misure di prevenzione. Misure che devono essere impiegate sempre di più per evitare fenomeni come le risse fuori dai locali che si sono verificate nelle scorse settimane anche a Padova. Certamente anche da noi a Padova, ma in molti comuni della provincia, il fenomeno della presenza molesta di persone al di fuori dei locali, al di fuori delle stazioni ferroviarie o degli stazionamenti dei mezzi pubblici è un fenomeno molto sentito che chiaramente incide sulla regolarità della vita cittadina. Come incide sulla regolarità la presenza di spacciatori all'esterno di locali. Queste fenomenologie sono previste oggi, cioè è previsto il contrasto con degli strumenti che noi genericamente chiamiamo DASPO, anche se ecco, il termine esatto è diverso perché il DASPO riguarda solo lo stadio, qua parliamo di divieto di avvicinamento a determinati posti. Allora è previsto un provvedimento per allontanare le persone dai locali quando disturbano, è previsto l'allontanamento, la misura più grave appunto il DASPO Willy, quando succedono incidenti, quando vengono commessi dei reati. È possibile l'allontanamento quando vengono sorpresi a spacciare. Insomma, ci sono una serie di strumenti che vanno illustrati perché un impulso bisogna darlo. Ci spostiamo adesso a Venezia perché sono tante le iniziative nell'ambito dell'Ottobre Rosa, a partire dalla sfilata che vedrà la partecipazione di molte donne che loro malgrado hanno conosciuto il tumore al seno. Dopo la partenza del vaporetto rosa che quest'anno toccherà anche le zone più difficoltose della laguna per sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno, sono moltissime le iniziative nell'ambito dell'Ottobre Rosa. Prima fra tutte la sfilata di giovedì 6 ottobre alle ore 20 al Teatro Tognolo di Mestre, che vedrà protagoniste 43 donne dai 28 ai 73 anni delle associazioni Rosa del Veneto, che porteranno in passerella la loro forza nell'affrontare la malattia, ma anche per ribadire che la femminilità, nonostante le terapie, la mastectomia, la paura, rimane più forte che mai. Perché dopo la malattia bisogna rialzarsi e farlo insieme lo rende meno difficile. Il passo successivo per noi donne oncologiche, donne che hanno superato la malattia, è quello di fare un'attività che ci faccia star bene, che ci unisca come donne. Abbiamo la possibilità di sostenerci e confrontarci. Nel mio caso faccio parte delle Pink Fire della LILT, si allenano presso il Canova Club Maestre di San Giuliano e grazie alla LILT siamo seguite in questo progetto di riabilitazione. Che comprende iniziative come la sfilata di domani, che sarà un evento dal forte significato e dalle tante emozioni. Ma le iniziative in terraferma saranno molteplici, con incontri ovunque, municipalità comprese. Come municipalità di Zelarino Chirignago, fra tutte le iniziative abbiamo anche un'iniziativa molto importante che faremo il 24 pomeriggio, lunedì 24 pomeriggio, in collaborazione con l'ASL. Saranno presenti 10 dottoresse che lavorano presso l'ASL 3 Serenissima. Andremo a toccare tutti gli ambiti, il tema è il filo rosa che lega la realtà delle donne ai servizi a loro dedicati, quindi i medici saranno tra i più vari: ginecologia, breast unit, urologia, dipartimento di prevenzione. È davvero tutto per questa edizione di Focus TG, non mi resta che darvi appuntamento questa sera con TG Bassano, TG Vicenza e con il nostro talk, il Focus condotto dal nostro direttore Luigi Bacialli, per tutti gli altri approfondimenti, per tutte le altre notizie di giornata. Grazie per essere stati con noi, grazie alla regia di Fabio Verin, noi ci vediamo domani alle 12.